Allora, io vorrei fare due premesse prima di cominciare a farvi vedere un po' di immagini della mostra, che è l'unica cosa che a voi interessa. Ma le due premesse per me sono importanti. La prima premessa è che questo è un progetto corale. Una mostra non si fa da sole. Questa mostra l'abbiamo fatta, abbiamo firmato il catalogo della mostra Monica ed io, perché non potevamo fare l'elenco di tutti quelli che hanno collaborato. Però è stato un rapporto così stretto, continuo e partecipato, che io, rileggendo, per venire qua a dirvi due parole, il catalogo della mostra, non riuscivo a capire, per esempio, che cosa avevo detto io, che cosa era una mia intuizione, che cosa aveva detto Monica, che cosa avevano detto le altre. Eravamo in 6 che lavoravamo e ovviamente avevamo accanto le nostre due quote azzurre, che erano il direttore del Parco Archeologico di Pompei, che è Gabriel Zuchtriegel, che ha accettato con grandissimo entusiasmo questa mostra perché rientrava anche nella sua politica. La sua politica si articola intorno a due poli. Il primo polo è quello di sfruttare Pompei come luogo che restituisce le testimonianze di coloro che non sono noti dalla storia. Quindi ha fatto una mostra sugli humiliores e la mostra sulle donne che sono marginali, pur essendo indispensabile alla vita sociale. Era una mostra che a lui andava molto bene. Ci ha messo a disposizione tutta la struttura del parco. La seconda quota azzurra era il collega di Salerno, Mauro Menichetti, e anche con loro è stato un rapporto sempre continuo e costante. La seconda premessa che voglio fare è che questo è un progetto che nasce da lontano. Se io vi dico quando abbiamo cominciato a lavorare sulle donne, vi mettete a ridere, perché era nel 1990, lei era una bambina, ero giovane perfino io, e volevamo fare una mostra sulle donne di potere, per far capire che questa espressione donne di potere è un'espressione su cui poi magari potremo fare una discussione. Quando poi sono diventata parte del comitato scientifico del parco, l'ho proposta a Zuchtriegel e devo dire che Pompei era il luogo ideale per lavorare sulle donne. Il motivo per cui noi volevamo lavorare sulle donne dal punto di vista delle archeologhe è che questi studi di genere che tendono a ricostruire lo statuto sociale della donna nell'antichità sono stati fino a pochi anni fa, per quanto riguarda il mondo classico, appannaggio di storici del diritto romano, penso a Eva Cantarella che tutti conoscete, a storici. Ce ne sono anche qui che lavorano da tempo sulle donne con grandissimi risultati, antropologi, storici delle religioni. La voce degli archeologi era un pochino più silente. Invece, secondo me, gli archeologi, e spero che questa mostra lo dimostri, possono portare una documentazione che arricchisce il panorama, non sostituisce il lavoro degli altri, ma arricchisce il panorama. Quindi, diciamo, da questo punto io comincerei dicendo che la mostra è composta di 8 sezioni. È ubicata nella palestra grande, quindi è un grande corridoio. Questo è il motivo per cui si possono fare gruppi di 15-20 persone, non di più, e quindi dovremo, quando sarà il momento, se saremo in molti, dovremo dividerci. La mostra è organizzata in modo da presentare tutti gli aspetti della donna, gli aspetti familiari, gli aspetti sociali, perché Pompei è il luogo dove sono rappresentate tutte le donne, cioè le donne, le mogli, madri, figlie, concubine, tutti i ruoli sociali, libere, ingenue, liberte, schiave, tutte le professioni. E quindi veramente alla fine della mostra, secondo me, siamo riusciti, e anche il catalogo aiuta, a dare un quadro generale di quello che era lo statuto sociale della donna a Pompei e della sua importanza nella società. La mostra si apre con il benvenuto delle donne pompeiane. Devo dire che l'architetto è stato molto utile perché ci ha suggerito alcune diciamo, soluzioni che a noi non erano venute in mente. Il benvenuto delle donne pompeiane è organizzato così. Sulla destra c'è un grande schermo su cui passano i nomi delle donne che sono state individuate a Pompei. Pensate che fra iscrizioni, fonti letterarie e soprattutto i graffiti sono stati schedati più di 800 nomi femminili, che non vuol dire che siano qualche volta la stessa donna può aver firmato un graffito e un'iscrizione, però 800 nomi sono importanti. Nello schermo non ci sono gli 800 nomi, ce ne saranno 300, ma sono evidenziati i nomi di quelle che sono state le protagoniste
della nostra mostra, a cui Patrizia Basso, che era la nostra archeologa storica, ha saputo dare voce, perché una delle cose di cui siamo abbastanza fiere è che le vite di alcune di queste donne sono state ricostruite da Patrizia Basso. Poi, se ci sarà tempo, ne leggerò una alla fine, perché secondo me no, guarda, sai che odio sforare, per cui guai a me, guai a noi se sforiamo 10 e 20, dobbiamo aver finito per forza. Ecco, dopo semmai alla fine di tutto. Quindi insomma a queste donne lei ha dato un'anima, e questo secondo me è importante, perché non basta ricostruirne la vita, bisogna anche cercare di capire qual era il loro intimo, la loro intimità, la loro sensibilità, e Patrizia Basso in questo è stata assolutamente straordinaria. Poi ci sono le immagini, perché ovviamente quello è il nostro pane, quindi ci sono le donne, c'è in primo piano sulla sinistra, vedete questa matrona abbigliata con la palla era il mantello tipico delle matrone, e poi vari ritratti. Poi ci siamo concentrate molto, e questa è Pane per i denti di Monica Salvadori e Monica Baggio, su questi ritratti che punteggiano le case pompeiane e che ancora non abbiamo capito bene cosa sono. Sono ritratti individualizzanti o sono ritratti tipologici? La cosa interessante è che sono riconoscibili, perché ciascuna si fa ritrarre con qualche cosa che la contraddistingue, un ventaglio, un paio di orecchini particolari, una corona, quindi c'è la volontà di identificarsi. Non erano comunque, questo è importante, questa aggiunta, ringrazio Monica di aver messo questa slide, perché non sono l'oggetto principale della parete, sono in genere complementari, però i ritratti femminili sembrerebbe, qui ci stanno lavorando, che fossero addirittura superiori rispetto al numero di ritratti maschili. Qua ho aggiunto questa immagine che ritroverete poi più avanti, perché è un'immagine che ho trovato di grandissima suggestione. Ora, la proposta che io vi faccio sull'interpretazione di questa immagine non è assolutamente sicura, nel senso che la donna in primo piano potrebbe essere una matrona, e la donna in secondo piano potrebbe essere la sua nutrice, ma io quando le ho viste, sapete che qualcuno se lo ricorda che io ho vissuto con Ovidio per 20 anni della mia vita, e quando le ho viste mi sono ricordata del libro degli Amores, diciamo il saggio 8, in cui c'è la mezzana che insegna alla giovane prostituta come irretire un uomo, e vi leggo alcuni passi perché secondo me sono bellissimi. Quando uno ti avvicina, fingi di arrossire, abbassa gli occhi per osservare di sottecchi quanto ti offre. Chiedi un prezzo abbastanza modesto finché tendi le reti, perché non fuggano. La tua porta sia per lui sorda quando supplica, aperta quando porta regali. Negagli spesso le tue notti, ma poi accoglilo, perché non si indebolisca l'amore troppo spesso respinto. E poi blandiscilo e poi rovinano, e la cosa più bella secondo me è la fine, perché la mezzana dice: finché tu sarai ricca io non sarò mai povera. Quindi a me piaceva immaginare che questa donna con i capelli rossi, voi sapete che il rosso era il tipico colore delle prostitute, possa essere appunto una giovane prostituta che si era arricchita, perché badate bene, il range della prostituzione a Pompei, che è una delle cose più studiate in assoluto, passa dalla bustuaria, la prostituta che si vendeva bustum è dove venivano bruciati i morti, quindi la bustuaria che si vendeva nei cimiteri, quindi un asse, 2 assi, meno di un bicchiere di vino, e invece la prostituta di alto bordo che poteva permettersi vesti di seta, gioielli, una casa, dei servi, quindi insomma c'è un range molto ampio, e il mestiere più antico del mondo veniva esercitato anche dalle pompeiane. La seconda sala è dedicata a un titolo molto suggestivo che dobbiamo, mi pare, a Gabriel Zuchtriegel, Vivere e sopravvivere. Cioè è dedicata alla prima parte della vita di una donna, dalla nascita alla maternità.
Allora, il sopravvivere ha un senso molto pregnante in questo contesto, perché il rischio per la donna di venire al mondo era superiore a quello dell'uomo, cioè il rischio oggettivo di morire di parto era per la madre, ma il rischio soggettivo del neonato era diverso, perché una vecchia legge delle 12 tavole, mi pare, diceva che il padre doveva tenere tutti i figli maschi, tenere la primogenita delle figlie femmine, poi con le altre poteva fare quello che voleva, poteva esporle, poteva ucciderle, se le esponeva poi la loro sorte era certamente di essere prese da qualcuno e finire a fare le prostitute, oppure morire in mezzo alla strada. Quindi il sopravvivere è il rischio soggettivo della donna di riuscire ad arrivare nel mondo, nel mondo e a sopravvivere. All'inizio c'è l'infanzia e qui ci sono alcuni oggetti, una bambola, delle marionette. A me piace molto questa, forse si vede poco, ma se qualcuno verrà con noi lo vedrà meglio. Questa bambina tiene in mano una colomba. Allora, perché ovviamente ogni pezzo è stato studiato ampliando per quanto potevamo le prospettive. Questa colomba evoca i giochi dell'infanzia e soprattutto il piacere della pet company, cioè degli animaletti che accompagnavano la vita quotidiana dei bambini e delle bambine. E naturalmente, avendo sempre presente anche la tradizione letteraria, ci è venuto in mente il passero di Lesbia, questo no? E anche il pappagallo di Corinna. Corinna era l'amante di Ovidio e deve scrivere un epicedio per questo pappagallo perché altrimenti lei non gli dà pace. Poi abbiamo la seconda parte che è l'educazione. E questa è una cosa importante perché se le donne romane si sono in parte affrancate da quella schiavitù fra virgolette, che contrassegnava le donne greche che veramente erano emarginate nel modo totale dalla società, è grazie a due cose, è grazie all'educazione, le donne romane studiavano, ovviamente parliamo di livelli alti o altissimi, e le donne romane potevano ereditare, potevano avere un patrimonio e questo fa la differenza. È vero che fino a un certo punto sono state sotto tutela, quindi dovevano rispondere, ma il fatto di avere soldi consentiva loro, poi lo vedremo, di essere incisive anche nella società. In queste due immagini c'è la fanciullina con il suo pedagogo. Un'altra cosa interessante, a Pompei ci sono non solo pedagoghi, ma anche pedagoghe, quindi schiave o anche libere, assunte dalle famiglie, che insegnavano ai bambini. L'immagine sulla destra è un po' meno nota di queste che non sono in mostra perché sono a Pompei, perché un'altra delle scelte che ha fatto Gabriel Zuchtriegel e che noi condividiamo è di cercare di fare le mostre a Pompei con quello che è nei magazzini di Pompei, cioè, chiedendo fuori il minor numero possibile di oggetti. Però qui avete la famosa cosiddetta Saffo, guardate la retina che tiene sui capelli, quella retina d'oro, perché poi Monica vi farà vedere i resti di una retina d'oro che è stata rinvenuta in una tomba, e poi abbiamo Terentius Neo che tiene il rotolo e la moglie che tiene lo stilo e le tavolette, perché si poteva scrivere sulle tavolette cerate con lo stilo e poi la cera veniva cancellata, distribuita di nuovo ed era quindi riutilizzata, oppure anche con penne e calamaio, e qua abbiamo sia gli stili che i calamai. Un momento cruciale della vita della donna era il matrimonio che ovviamente veniva combinato dal padre, non sia mai che scegliessero loro, che però dava alla donna un ruolo sociale importante perché significava entrare nella società, diventare matrona, partorire, fare figli e garantire la continuità della razza del marito, diciamo, tra virgolette. Qui siccome non c'erano immagini che potessero rendere ragione, abbiamo lavorato molto su questo disegno, che è stato fatto da Simonetta Capecchi, una disegnatrice del parco molto brava, che mostra il momento in cui, dopo il matrimonio, la sposa esce di casa
Esce di casa e noi sappiamo che era vestita con la tunica recta, che era una tunica che era stata, diciamo, tessuta su un telaio verticale, in vita la cintura allacciata col nodo d'Ercole, che era un nodo complicato che poi il marito doveva sciogliere nel talamo e doveva fare un po' di fatica per sciogliere il nodo d'Ercole. Aveva il flammeum addosso, cioè questo velo color zafferano, e color zafferano erano anche le scarpe. I due bambini sono, questo ce lo dicono le fonti, sono due bambini patrimi et matrimi, cioè che avevano viventi sia il padre che la madre, e alle spalle c'era o la madre o la nutrice o un'amica che reggeva che cosa? Reggeva il fuso e conocchia, perché quelli erano, diciamo, gli strumenti della donna. E infatti accanto a questo disegno abbiamo messo due cose. Primo, una statuetta di Venere, perché nell'arario della sposa non poteva mancare la statua di Venere. Secondo, diciamo, gli arnesi della filatura e tessitura. Ecco, qui ci è molto aiutato Maria Stella Busana, che aveva appena fatto la bellissima mostra ad Asiago e che sulla tessitura sapeva assolutamente tutto. Poi qui abbiamo fatto la ricostruzione di una culla che era stata trovata ad Ercolano, e l'oggetto che voi vedete sulla destra, che devo dire è una delle cose che mi ha colpito di più assieme a un forcipe che non abbiamo potuto esporre, è uno speculum uteris. Quindi questo già comincia a parlarci di quello di cui parlerà adesso Monica, cioè del ruolo professionale delle donne a Pompei. Poi la terza sala è dedicata alle matrone nella casa, troviamo di nuovo la filatrice e troviamo però un'altra cosa, e questo vi dà la consapevolezza del ruolo della donna all'interno della casa. La donna gestisce le chiavi di tutto, le chiavi del suo scrigno di gioielli, ma anche le chiavi degli stipi, le chiavi degli armadi, quindi è un ruolo importante. Qui abbiamo una scatola con la sua serratura, un po' di chiavi, eccetera. Un'altra cosa, prima di cedere la parola, riguarda la cultura, di cui abbiamo già parlato. Le donne erano diciamo, educate, finivano la loro educazione intorno ai 12 anni, per 12-13 anni, perché si sposavano, però spesso molte la continuavano in casa del marito, perché era per loro una cosa, diciamo, importante. Abbiamo messo alcune donne che tengono in mano un rotolo, e a me non può non venire in mente, penso anche a molti di voi, la satira sesta di Giovenale, che dice che non c'è disgrazia maggiore di capitare in un banchetto seduti vicino a una donna di cultura. La noia sinistra... La noia sinistra di questa che vi spiega questo e quell'altro e che usa parole difficili e che non tace mai. Ecco, quindi le donne studiavano, però non tutti gli uomini apprezzavano che loro studiassero. Poi ci sono appunto altri momenti del tempo libero nella casa, c'è la suonatrice d'arpa, c'è la conversazione, c'è la musa che ispira appunto le donne a alti pensieri. E poi adesso cedo la parola alla Monica, perché questo appunto è un argomento su cui lei si è particolarmente diciamo, dedicata, e quindi le cedo la parola e finisce lei. Grazie. Allora, grazie Francesca. Come avete capito, Francesca è ossessionata dal tempo, e quindi dobbiamo, appunto, anch'io adesso correrò come una matta, perché Allora, no, però una cosa mi ero annotata, sempre prima di passare poi alla narrazione di come prosegue poi la mostra nelle sale successive. È vero, Francesca aveva già sottolineato il fatto che queste occasioni delle mostre che vengono organizzate all'interno del Parco di Pompei sono proprio delle opportunità per valorizzare oggetti, materiali, frammenti di affreschi che normalmente sono nei depositi di Pompei, nel deposito soprattutto di Casa Bacco, un deposito che noi abbiamo visitato ampiamente prima di procedere alla selezione dei materiali, che abbiamo visitato insieme ai funzionari del parco, ed è anche un po' per questo motivo che a volte vedete dei frammenti piccoli, a volte vedete degli elementi di decorazione parietale che sono anche incorniciati, come se fossero dei quadri. Questo naturalmente fa parte di quella che è stata poi la storia di queste pitture che nel corso del tempo, a partire poi già dagli scavi dei Borboni in poi, sono stati staccati dalle pareti e
diciamo sentiti, utilizzati come se fossero dei quadri, ma di fatto non sono dei quadri, sono parti di una decorazione parietale, di una struttura muraria che vi abbiamo fatto vedere prima proprio in relazione al discorso dei tondi, e quindi noi dobbiamo sempre considerare questo discorso, cioè stiamo seguendo un percorso che affronta le varie fasi della vita delle donne pompeiane, come diceva Francesca, di tutte le categorie di donne, quelle che siamo riusciti a narrare, però dobbiamo sempre immaginare che questi materiali vengono da dei contesti archeologici e in molti casi siamo in grado anche di avere delle informazioni su questi contesti. In particolare, guardate, a proposito dell'educazione delle donne, vedete questo quadretto, è un quadretto perché adesso è un oggetto mobile, ma era anche un quadro nel momento in cui è stato concepito nel sistema della decorazione parietale. Faceva parte di una sequenza di altri elementi che decoravano la parete. Questo è un piccolo quadretto, immaginate un quadretto di circa 50 centimetri di lato, quindi sono oggetti di dimensioni abbastanza limitate, però è un quadretto straordinario perché ci dà l'immagine di una donna che sta facendo la pittura da cavalletto, sta dipingendo, davanti a lei c'è l'opera che lei sta realizzando, un quadro su tavola lignea, davanti a lei c'è il soggetto che lei sta dipingendo, è accompagnata da altre figure femminili che la osservano alle sue spalle. La cosa interessante è che è seduta in un sedile molto ben definito in tutti i suoi dettagli, e di fianco a lei ha la tavolozza, i colori, i pennelli, tutti gli strumenti che servivano per poter fare la pittura da cavalletto. E dovete considerare che è rarissimo nel mondo, in tutto il complesso dell'arte romana, trovare rappresentazioni di uomini o donne al lavoro artistico, e a Pompei addirittura abbiamo 2 casi. Questo è un altro quadretto che non è esposto in mostra, ma che appartiene ad un'altra domus, dove troviamo un po' la stessa situazione, una donna che sta dipingendo una tavola, sta facendo quella pittura da cavalletto che probabilmente anzi sicuramente è molto più leggera come tipo di attività rispetto all'attività che facevano i tectores, cioè i pittori che dipingevano a parete, sulle impalcature, sul muro. Teniamo presente che la forma di questi quadri, la cornice che ha questa forma, è esattamente la stessa forma che ritroviamo per esempio nei quadri nei ritratti che vengono dalle necropoli del Fayum, cioè questo sistema con le 4 asticelle di legno che si incrociano e che costituiscono queste semplici cornici. Naturalmente queste immagini danno poi nella mostra la possibilità di approfondire anche singole tematiche, in particolare qui ovviamente trovando una donna al lavoro che sta dipingendo una tavoletta, abbiamo avuto la possibilità poi di recuperare anche tutta quella serie di dati archeologici che vengono da Pompei, che testimoniano l'attività di pittori, quindi ciotoline con all'interno ancora i pigmenti, il famoso blu egizio che vedete qui al centro dell'immagine, e le tavolozze, queste lastrine di marmo su cui veniva miscelato il colore, le spatole, insomma tutta la strumentazione. Quindi seguiamo il percorso della vita delle donne, delle attività delle donne, ma allo stesso tempo anche abbiamo la possibilità di approfondire singole tematiche. E poi sempre all'interno di questa grande parte della mostra che tratta del tema della matrona, naturalmente un focus su quella che era una delle attività maggiori che occupavano la vita delle donne, cioè l'organizzazione di banchetti anche magari in relazione alle nozze dei figli. E qui abbiamo avuto la possibilità di esporre lo straordinario corredo d'argento che viene dal sito di Moreggine. Teniamo conto che si tratta di circa 3.800 kg d'argento che erano stati nascosti, avvolti in una tela, messi all'interno di un cesto e lasciati probabilmente nella speranza, nascosti, pensando di poter poi tornare a riprenderli. Quindi anche queste suggestioni, devo dire, sono molto importanti e ci
e ci danno la possibilità, come abbiamo, devo dire, tantissimo a Pompei, veramente di entrare in contatto con la società antica. E questa è una cosa straordinaria. Qui si potrebbe dire tanto di questi oggetti, sulla cronologia, sul passaggio probabilmente di mano tra un proprietario e l'altro, ma insomma lo vedrete in mostra, è veramente un corredo straordinario. Poi la parte della seduzione, sedurre ed essere sedotte, che era un'attività delle matrone ma anche delle prostitute. Quindi su questa tematica noi ovviamente l'abbiamo inserita in mostra perché fa parte della dimensione donna, però chiaramente non abbiamo voluto approfondire più di tanto questo tema, cioè l'abbiamo messo in equilibrio con tutte le altre tematiche, perché in effetti sul tema della seduzione la stessa città di Pompei, lo stesso Parco Archeologico di Pompei aveva già organizzato altre importanti iniziative. Ricordo una mostra di qualche anno fa curata da Massimo Osanna proprio sul tema della gioielleria. Però appunto qui vediamo tutta una serie di strumenti della seduzione, tra cui anche i frammenti del reticulum aureum che abbiamo visto nel ritratto della cosiddetta Saffo. Qui troviamo veramente l'oggetto che proviene da Pompei in frammenti. Forse qualcuno di voi avrà visto che portandoci a nord in un'area archeologica a noi molto cara ad Aquileia, nel Museo Nazionale di Aquileia ci sono degli straordinari frammenti di reticula che vengono dai contesti necropolari di Aquileia. E poi naturalmente tutta la gioielleria, però vedete che anche qui la scelta è stata quella di valorizzare sì il tema dell'ornamento e della gioielleria, però abbiamo voluto anche farlo in relazione a quelle immagini, frammenti anche in questo caso, che ci danno la possibilità di trovare riproduzioni di oggetti simili a quelli reali trovati negli scavi di Pompei. E quindi anche qui vedete la possibilità che comunque questo tipo di organizzazione di mostre ci dà, cioè di poter mostrare al pubblico anche frammenti di qualità altissima che altrimenti sarebbe molto difficile poter apprezzare, proprio perché normalmente conservati nei magazzini. Sul tema della donna, una cosa che mi ero poi annotata prima è anche questa, cioè come diceva Francesca, il parco archeologico ha partecipato con grande, veramente con grande generosità all'organizzazione, alla decisione culturale della selezione dei pezzi. La cosa però molto bella è che la mostra dà poi l'opportunità al Parco Archeologico di Pompei di organizzare tutta una serie di eventi collaterali, mi riferisco soprattutto ad iniziative teatrali che sono partite da primavera, cioè dall'apertura della mostra, e che stanno continuando adesso. Proprio in questi giorni ci sono state alcune letture sceniche che hanno anche in parte utilizzato le nostre biografie, le biografie che ha scritto Patrizia Basso, che sono anche reperibili nel sito online del Parco Archeologico di Pompei, ma anche un'altra iniziativa che veramente a cui ho potuto partecipare e di cui veramente ho apprezzato moltissimo la valenza sociale, cioè l'organizzazione di spettacoli. Hanno messo in scena la Lisistrata, quindi insomma una commedia che tocca in qualche modo sempre l'argomento donna, coinvolgendo i ragazzi dei licei della banlieue, insomma della cintura napoletana, quindi facendo anche delle operazioni veramente di coinvolgimento educativo, sociale, devo dire di grande successo. Il teatro di Pompei era pieno e io ho avuto l'opportunità di partecipare a questa Lisistrata con i miei studenti dell'Università di Padova, che quindi hanno visto la mostra e poi hanno vissuto quest'altra esperienza, devo dire, di grande effetto. E così, insomma, la parte sulla gioielleria, sul farsi belle, si sviluppa nel percorso della mostra. Gli spazi del potere femminile, e questo è un altro settore a cui abbiamo voluto dare molto risalto. Abbiamo avuto l'opportunità di esporre questo bellissimo ritratto di Agrippina Minore che proviene da Pompei, quindi l'immagine di un'Augusta, e
questo è veramente un ritratto che è straordinario perché conserva ancora perfettamente tutta la policromia originaria, quindi è un esempio che veramente ci fa capire quanto queste sculture dobbiamo immaginarcele colorate, con quindi l'aggiunta del pigmento che rende questi volti più realistici. Ma poi un grande spazio è dedicato a due figure sostanzialmente di imprenditrici, e sul tema dell'imprenditoria femminile c'è un bel saggio di Maria Stella Busana nel catalogo della mostra, e in particolare Giulia Felix, che è una grande imprenditrice che durante l'ultima fase di vita di Pompei decide di affittare parte della sua proprietà nella Reggio Seconda, immediatamente a nord dell'area dell'anfiteatro, ed è un'area di scavo che normalmente visitando la mostra poi si va a vedere, quindi penso che potremmo poi inserirla nel nostro programma della nostra escursione a Pompei. E Giulia Felice mette in affitto parte di questa sua proprietà che aveva appena ristrutturato dopo il terremoto del 62 d.C., quindi prima ovviamente dell'eruzione, e in particolare mette in affitto un balneum, appartamenti, spazi, e dice anche questo: chi fosse interessato. Questo naturalmente si legge nella grande iscrizione che è dipinta fuori della proprietà di Giulia Felice. Chi fosse interessato contatti direttamente me. Quindi non ci sono intermediari, ma lei è l'imprenditrice che naturalmente valuta l'opportunità o meno, dice anche persone serie, persone per bene, no? E poi la più grande delle imprenditrici pompeiane, Eumachia, questa donna che veramente possiamo dire straordinaria perché sfrutta al meglio la ricchezza della sua famiglia di origine e della famiglia del marito. Siamo nel campo di imprenditori, i familiari da parte di padre che sono grandi venditori, produttori di vino, e il marito invece probabilmente ha a che fare con l'allevamento di ovini, e quindi lei entra in questa dinamica, tant'è che a lei i Fullones dedicano nell'edificio che lei fa costruire a sue spese, quindi è un'imprenditrice che poi anche finanzia opere pubbliche, fanno realizzare il ritratto a figura intera che qui vediamo, che non è esposto in mostra perché si trova al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e quindi in mostra abbiamo creato un'installazione multimediale che cerca, penso che in maniera abbastanza efficace, mette insieme i vari aspetti della vita di Eumachia, che non solo realizza a sue spese vicino al foro degli spazi pubblici importanti, e tutto ciò è ricordato nell'iscrizione dell'edificio di Eumachia, ma anche si caratterizza per aver realizzato una tomba, sostenuto una tomba imponente, una tomba a Esedra, nella necropoli di Porta Nocera, la più grande delle tombe, assolutamente la più grande delle tombe della necropoli di Porta Nocera. Poi però abbiamo altre categorie di donne al lavoro più umili, probabilmente una medica sperata, il cui nome è stato inciso in questa spatula che viene da un contesto da cui provengono tantissimi altri strumenti per interventi chirurgici, ma anche le figure femminili che usavano anche la magia per guarire, per cui nelle vetrine in mostra troveremo anche l'esposizione del cosiddetto corredo della fattucchiera, che viene dagli scavi recenti della Reggio Quinta. E poi insomma il percorso è molto lungo, le donne che si distinguono per il ruolo di sacerdotesse, e per arrivare poi alla conclusione
nella 7ª sezione della mostra, che è quella dedicata alla morte. E qui anche credo che sempre Zurtriegel abbia concepito il titolo di questa sezione, Ricordate e dimenticate, perché abbiamo voluto giocare sul rapporto tra figure di donne che sono ricordate come Umachia dall'iscrizione a lei dedicata nella sua tomba, ma anche altre donne che invece sono dimenticate, perché queste donne sono attestate solo dai calchi in gesso perché erano in fuga durante l'eruzione del Vesuvio, e quindi al momento dello scavo poi sono stati realizzati i calchi in gesso e anche con altre tecniche. Questa sezione, ricordate dimenticate, dà anche la possibilità di esporre una tomba importante dalla necropoli del Sarno, che è un recente ritrovamento, quindi le mostre danno in questo caso all'interno del parco. È vero che valorizzano i materiali nei magazzini, ma in questo caso invece si è voluto valorizzare un ritrovamento recentissimo, quindi qui probabilmente una coppia di moglie e marito o donna e figlio, madre e figlio, questo ancora non lo sappiamo. Lei forse una sacerdotessa di Cerere, perché ha tutta una serie di attributi che portano al riconoscimento in questo senso. E qui vedete l'immagine dallo scavo, che è veramente impressionante, perché ci dà conto insomma di quel fenomeno naturale devastante che è stata l'eruzione del Vesuvio. E appunto l'ultima immagine, l'ultimo teca della mostra è dedicata a questa figura di donna dimenticata, appunto viene dagli scavi di Oplontis, e il calco in questo caso è un calco particolare che ha messo che ha utilizzato una resina epossidica che insomma è molto forte, è forse l'unica teca su cui abbiamo avuto qualche critica a livello di stampa, perché dicono che è molto forte, tant'è che poi subito dopo l'inaugurazione qui sono state create anche messi dei cartelli di warning, perché in effetti è un'immagine che colpisce moltissimo. Era una donna in fuga che portava con sé, indossava alcuni gioielli, aveva anche una borsa con qualche moneta ed è dimenticata, cioè è ricordata solo dal ritrovamento del suo corpo, ma a lei non possiamo attribuire nessun nome. E poi in realtà il percorso finisce con un passaggio al presente, ricordando alcune figure di donne archeologhe, ma anche no, come Carolina Bonaparte, che sono state importanti comunque per la storia degli scavi di Pompei. Quindi Carolina Bonaparte, Olga Elia, che è stata la prima direttrice degli scavi di Pompei, la prima direttrice donna, Tatiana Varsher, la russa, che documenta, è una fotografa che documenta fotograficamente, lascia delle immagini molto importanti che servono per ricostruire quelle case che durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale casuali da parte degli americani sono state distrutte, per cui la sua documentazione, i suoi taccuini fotografici sono molto importanti. E poi Wilhelmina Jarzembski, la signora con il cappello di paglia che vedete nei pressi del peristilio rustico della villa di Oplontis, che è stata un'archeologa molto importante per la storia della botanica degli scavi a Pompei, cioè grazie a lei sono stati scavati sistematicamente tantissimi giardini delle case pompeiane, quindi è una figura che sicuramente è stata notevole per anche questo aspetto della ricostruzione del verde negli scavi di Pompei ed Ercolano. Chiudo con l'ultima slide, che però è importante, perché dalla mostra che
come diceva prima Francesca, si svolge nello spazio della grande palestra, quindi la vedete, la grande palestra di fronte all'anfiteatro, esattamente in questa posizione. Vedete che poi abbiamo voluto valorizzare alcuni siti che sono strettamente collegati ai temi che qui noi abbiamo affrontato, quindi la tomba di Eumachia, altre figure, vabbè, naturalmente Giulia Felice, Asellina, la famosa ostessa Asellina al numero 4, quindi questo suggerisce ai visitatori che entrano da Porta Anfiteatro, che entrano a Pompei, hanno l'opportunità di vedere subito questa mostra, hanno poi lo stimolo ad andare a vedere i luoghi che sono importanti per alcune figure che qui vengono raccontate. E poi vi rimando al sito del Parco Archeologico di Pompei, dove trovate tutte le informazioni sulla mostra e anche la presenza, il caricamento delle biografie che forse adesso Francesca vorrà leggere qualche... Va bene. Meraviglioso, davvero. Io ti pregherei di leggere. Non abbiamo nessuna Sì. Raramente è successo, non abbiamo adunanza. Abbiamo sforato malamente, ma ma dai. 8 minuti. Brava, ma no, sei stata bravissima. Non abbiamo nemmeno la privata dopo. No, allora no. Lo chiediamo. Queste biografie sono tutto merito di Patrizia Basso e sono la cosa, secondo me, che dà maggior suggestione, perché appunto restituisce la voce a queste donne, una voce interpretata, ovvio. Allora potrei leggervi un pezzetto di quella di Eumachia, sono abbastanza brevi. Ave, benvenuto nella mia città. Sono Eumachia. Sentirai tanto parlare di me qui a Pompei. Il mio caro padre Lucio era un importante produttore di anfore e laterizi e mi ha trasmesso il senso degli affari. Da quando mi sono sposata con un uomo ancora più ricco, proprietario di ampi terreni e greggi nell'Appennino lucano, ho avviato una fiorente attività di lavorazione della lana, grazie agli dèi ho moltiplicato le mie fortune. Sono gli uomini in genere a finanziare in città le principali costruzioni pubbliche e io ho avuto il privilegio di essere tra le poche donne pompeiane ad averne realizzata una a mie spese e l'ho fatto proprio nel foro. Non c'è tempo per ricordare tutte le attività che si svolgevano al suo interno. Dico solo che l'ho dedicata al culto di Augusto per mostrare il mio sostegno all'imperatore. In questo mi sono ispirata a Livia, sua moglie, che noi donne aristocratiche ammiriamo molto. È il nostro modello nella vita pubblica, ma anche domestica. Mi faccio perfino acconciare i capelli come lei. Sopra l'ingresso del grande edificio, in bella vista, ho inciso un testo che ricorda il nome mio e di mio figlio come finanziatori. Quale migliore propaganda per sostenere la sua carriera politica? Nell'iscrizione ho voluto ricordare che in città per tanti anni ho anche avuto l'onore di essere sacerdotessa pubblica. È una carica concessa solo a poche donne. Fra queste conoscerai anche Mamia. Il mio sepolcro è un riflesso della fama che i pompeiani mi hanno riconosciuto. È il più grande della città. Lo noterete subito al vostro passaggio. Sulla facciata, a sinistra dell'ingresso, ho fatto incidere il mio nome per sottolineare che sono proprio io, Eumachia, la titolare e committente, e per mostrare così al mondo il mio posto nella società. Lo dico con orgoglio. In vita, come donna d'affari, sacerdotessa e benefattrice, ho ottenuto tutti gli onori che una donna romana può avere. Bellissimo.